È alta l'attenzione anche in Sicilia a causa del possibile arrivo del Medicaid, una sorta di uragano del Mediterraneo che nel suo significato unisce le due parole di Mediterranean and Hurricane, uragano del Mediterraneo. Per i meteorologi sono più sinteticamente cicloni tropicali mediterranei e dunque il Medicaid potrebbe colpire la Sicilia a partire da domani con forti venti di burrasca marina oltre che piogge torrenziali, ma il rischio, data la violenza delle precipitazioni e di alluvioni, è conseguenti a gravissimi disagi per le zone colpite. I cicloni mediterranei, ricordiamo, si formano quando masse di aria fredda incontrano l'aria calda presente sopra il mare in una zona di bassa pressione e lo scontro tra le masse a diverse temperature generano il detto occhio del ciclone. E di fatto le previsioni del tempo, anche su Agrigento, non nascondono che le piogge possano venire giù in maniera copiosa e anche per diversi giorni. E se l'idea della pioggia, data la perdurante e devastante siccità, è accolta con gioia dai siciliani, è anche opportuno che le amministrazioni, in vista della stagione invernale che arriva, curino tutti gli accorgimenti affinché l'acqua possa venire raccolta e non crei danni, intanto a partire da un'accurata pulizia dei tombini spesso occlusi da sporcizia di varia natura.